qui non siamo di fronte a un lieto fine. Cioè questi, di fatto, quello che li unisce è essere vittime della stessa identica persona. Alla fine non si baciano, non hanno un contatto fisico, non hanno neanche uno sguardo che possa indurre a pensare che ci sia qualcosa fra di loro. Loro sono semplicemente vittime della stessa società, se vogliamo, ma nello specifico dello stesso individuo orribile che era il capo di entrambi. Per cui no, definirei un finale, un lieto fine, un finale zuccherato. Will you guys just slow it down and make it funky? Appena Luca. Senti però che colonna sonora ci ha messo. Oh, velluto blu. No, vecchio. Blue Velvet. Io vorrei solo una richiesta, se Luca può abbassare un po' la luce. Non so neanche se si sente, non si sente. La luce è tornata ad essere quella luce di merda che mi sta perforando le corne. Le corne. Le corne. Senti Luca, noi abbiamo una richiesta, se si può un po' abbassare quella luce lì molto forte su di noi. A livello di... grazie. Così è perfetto. Nella penombra. Giù, mentre spandi la Basta, noi luce cominciamo. blu. Basta, noi cominciamo. Stiamo cominciando. Beh, ma non si comincia senza che tutti siano... Stiamo cominciando lo pronti. stesso. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. Come state? Tutto bene, spero? Piaciuto Speriamo. il film? Bello? Noi partiamo subito. No, ma lascia partire loro. Ci dicano qualcosa. Partiamo subito, ok? No, partiamo subito chiedendo. Chiediamo. Così siamo sotto Natale, insomma. Quasi. Tagliamo ogni Ogni... convenevolo e partiamo subito. Esatto, partiamo subito. Non so se avete capito, ma stiamo partendo. Basta, partiamo subito. Chi vuole dire qualcosa? Oggi è pregato di farlo. Beh, cioè questa formula è pregato di farlo. Forse la renderei un attimino più morbida, però No, ovviamente. se Se vi è piaciuto questo film e volete dire qualcosa, potete interromperci in qualsiasi momento, alzando la vostra mano esatto, o anche darci proprio- un'indicazione di massima sul gradimento alzando la mano. A chi è piaciuto? A chi è piaciuto quanti... benissimo. È andata bene stasera. C'è solo una persona a cui non è piaciuto. Io vorrei fare un collegamento Prego. ipertestuale con un film che ho visto ieri. Lei, dottore, prego. Grazie. Faccia In un tutti i cinema, in collegamenti. un bellissimo cinema di Padova, forse il mio cinema preferito di Padova. Possiamo dirlo, lo diciamo. Cinema Rex. Oh, no, uno dei nostri cinema preferiti. Miglior cinema di Padova. Miglior cinema di Padova. Film di Pedro Almodovar, che ha messo d'accordo tutti, tranne un ragazzo. Che ha rotto i coglioni. Ma proprio... per il cazzo. Cioè, proprio... No, perché... Cioè, No, perché vabbè. questo è intollerabile. Perché era è intollerabile? intollerabile. Lo stile di Almodovar è intollerabile. Lo stile di Almodovar. Sì, sì, è... Cioè, telenovela. Non è che avesse problemi con sua madre. Guarda... Io so di che film si sta parlando, tu non l'hai ancora nominato. L'hai nominato? Non ho capito. Ah, il film di ieri? Sì. Ah, il film era Volver di Pedro Almodovar. Però quel ragazzo, qualsiasi film di Almodovar avesse visto, il responso Avete avuto problemi con Almodovar. era lo stesso. Perché fa parte dell'organizzazione dei ragazzi che hanno curato questa rassegna, che è anche molto bella. Noi comunque siamo amici di tutti i cinema, anzi Cinema Rex Sì. ancora di più, quindi se vi capita andateci, film belli, quasi tutti i giovedì, adesso da gennaio ritornano in lingua originale, passateci, sono molto simpatici i ragazzi.
Assolutamente. Sono dei grandi. E noi siamo testimoni diretti di questa Noi cosa. siamo testimoni diretti. Non ancora corrotti attraverso Esatto. i monumenti illegitimi. Però noi così facciamo... Però noi siamo amici di tutti. Siamo e- amici di tutti. Cioè, se volete darci dei soldi anche va bene. però- Fatelo. La mail qui. No, perché ho visto che lì non hanno alzato la mano e quindi chiedo subito. Lì c'è una gray zone oppure una No, dark sei area. tu che ti stai guardando indietro. Ti ho visto. Sì, tu che ti giri, tu con la felpa verde. Visto che non hai alzato la mano, se il film non ti è piaciuto. Ah, ok. Onesto. Onesto, allora ci onesto. sta, allora ci sta. Ma della metà che hai visto, ti è piaciuto? Sì, dai. No, ci sta. No, dai, ovviamente non... Come? Come? Cosa hai detto? Abbiamo un PowerPoint, allora ok. Scusate ragazzi, non c'è Andrea, è tutto un po' così. C'è Strap non c'è che Strap. è in down. E uno pensa, vengo io a sistemare le cose, no. Però abbiamo PowerPoint e Sabina, se vuole mostrare questo PowerPoint possiamo farlo, se no diciamo Comunque, due cazzate noi come ogni volta e parliamo. Diciamo non so. una cazzata su tutte. Diciamo, cioè, un film vai, che vai. ha un botto di anni sulle spalle, è del 1960, ma come se la passa? Bene o male? Beh, se la passa benissimo, secondo passa me. bene. Io volevo anche, scusate, dire un'altra cosa e poi entriamo nel film. Tu hai curato parte dei sottotitoli. Possiamo dire questa C'erano cosa? degli errori, cioè qualcosa è sfuggito, però sono tante le parole, l'ho fatto in pochissimo tempo. Per cui- Perché quando loro dicono soprattutto parola wise, tu hai tradotto anche questa cosa? No, Ah, quella, ok. allora, Ok. la base della traduzione è il doppiaggio italiano, ok. che infatti ha qualche imprecisione del tipo quando giocano a Ramino, intanto Gene Rammy diventa Ramino, chiaramente, per renderlo comprensibile agli italiani. E poi però parlano di spade e spade è spade, cioè il termine è spades, che mi sembra sia picche, giusto? Penso di sì, penso di sì. Però lì, e quella è una cosa proprio di lip sync, cioè quando c'è bisogno di far combaciare una parola il più possibile con il parlato, che in quel caso viene totalmente ricreato in post Certo. sincronizzazione, scegli una parola simile, quindi hanno usato spade per farlo combaciare. Io di questa cosa me ne sono reso conto solo rivedendolo adesso, cioè se ieri sera facendo la revisione me ne fossi reso conto l'avrei cambiato in picche, perché Ok, certo. con i sottotitoli non si pone più la questione e non si fa una confusione della minchia, perché le carte sono carte che non c'entrano niente con le spade. Sì, cioè non e sono poi carte comunque tu, regionali. cioè vuoi o non vuoi, anche se comunque parla un inglese molto comprensibile, leggi subito i sottotitoli. Esatto, quindi non hai il problema di dover fare tac la... Vorrei dire anche una cosa che mi è molto interessante, così noi perdiamo tempo, non so se siamo pronti, noi parliamo, se volete alzate la mano. Possiamo anche? Possiamo iniziare a parlare del film. Allora, ragazzi, l'appartamento di Billy Wilder. Vuoi dire qualcosa tu? Prego. Allora, inizierei innanzitutto, Luca se vuoi scorri pure. Allora, diciamo che avevo preso questa parte del film perché diciamo è il momento in cui il protagonista così prende in mano un po', come dire, la sua vita, tra virgolette, e decide di non assecondare più la volontà dei suoi superiori e di decidere per sé, abbandonare il lavoro e tutto il resto. Volevo anche un po' sapere, non so, come vi è sembrata... come vi è sembrato questo momento del film, e poi anche un'altra cosa che avevo messo, Luca se vuoi giri, l'elemento del suicidio nel film, cioè mi è molto interessato vedere come fosse trattato all'interno di una commedia, un tema così pesante come il suicidio. Cioè l'impressione che ho avuto io è che pur essendo comunque una questione molto pesante, riesca molto bene a venire amalgamato con i toni della commedia del film. Quindi, cosa ne pensate? Tu non hai visto tutto il film comunque. Lei ci ha interrotto Vi vedo in difficoltà. Di solito quando parlo per primo dico due cazzate, le persone dicono vabbè, se dice ste stronzate posso dire qualcosa anch'io. Quindi mi prendo questo ruolo di
rompere puramente il ghiaccio. Una nota quasi un po' tecnica: nel film si vede molto spesso il personaggio che si fa la barba con un rasoio di quelli che adesso non si usano più, i rasoi di sicurezza. Quei rasoi avevano una lametta singola, bilama, e sono la famosa lametta con cui ti tagli le vene, per citare la canzone della Rettore. Non sono più facilmente in vendita. A un certo punto i produttori di rasoi hanno deciso di mettere 3-4 lame dentro un involucro di plastica e farli pagare 10 euro tipo per 4 lamette invece di 10 euro per 100 lamette. E in tutti i film classici si vede quel tipo di rasoi. A un certo punto il personaggio prende la lametta e la mette in tasca, cioè una roba che a me sembra folle, perché sono lamette molto taglienti. Lo fa con una nonchalance che è pazzesca, e questo, altri dettagli del mobilio sono veramente tremendamente anni 60. Boh, vabbè, questo. Ma è chiaro il motivo per cui Sì, sì. lo fa, giusto? Cioè, Sì, sempre per il tema del suicidio. per evitare a lei di trovarle e poi le la mette in giro per casa, quindi a una certa, in un'inquadratura veloce, lui fa piazza pulita di tutto quello che può servire per farle rifare il gesto, e questa cosa è molto insistita, e anche ha ragione, insomma, ma poi magari non so se qualcuno vuole aggiungere delle cose su questo, se no dico due cose io. Però sì, è un dettaglio interessante, cioè vabbè, oggi il riferimento viene meno perché appunto questi rasoi sono un po' spariti, però non tanto nell'immaginario, perché la lametta, appunto, vuoi per la canzone della Rettore, ma penso di no, oppure per un immaginario legato appunto al suicidio. L'ho visto tatuato nei polsi. Ecco, per cui dire che un po' forse ci rimane, anche se alcune cose sembrano datate, sì, cioè il mobilio dell'appartamento sicuramente sì, però è una delle cose che se la passano, cioè, ecco, vabbè, quello è contingente perché è un po' sono gli anni in cui il film è ambientato, però devo dire che a livello di dialoghi, di situazioni, il film marcia ancora abbastanza bene. Poi Wilder era uno che voleva essere molto più esplicito di quello che la censura gli avrebbe permesso all'epoca in fatto di sesso e morte, e quindi ha sempre questo risvolto dark che è molto interessante, perché poi vabbè, si aggancia a delle questioni anche sociali. La tematica sociale in questo caso è abbastanza forte, ma forse anche ad un livello quasi da scritto, cioè da romanziere russo, nel senso che poi in realtà, ok, c'è l'ambiente dell'ufficio un po' kafkiano, o un po' ricorda, non so, Travè, ma ok, Fantoziano, antelitteram, usiamo questa cosa. Però di base c'è un'idea, come dire, di sottomissione, di masochismo, c'è l'accenno alla prostituzione che è generalizzata, perché nella società del merito americana in realtà lui, cioè, poi ti mostra che questa cosa vale e non vale, perché nel momento in cui ti fai delle amicizie e usi dei trucchetti poi arrivi anche in alto, e quindi Per fortuna che adesso non succedono più queste cose. Per fortuna che oggi no, infatti Sono a noi non sono giunte cose di altri notizie tempi. recentemente, no. Quindi, cioè, viva la franchezza, viva la modernità di Wilder, che è pazzesco da questo punto di vista, e appunto bello che ci sia questo contrappeso estremamente peso insomma nel film, per cui che gli dà poi tutta la complessità che poi ha. È retto bene da una, diciamo, comicità anche molto visiva, no? Anche, cioè quasi slapstick in alcuni, soprattutto lui, cioè io ho notato il lavoro che fa l'attore sui gesti che ha nella sua casa. Sembra che viva in quella casa da decenni, e viva solo in quella casa, perché la velocità con cui fa il caffè, con cui sistema, è molto espressivo anche il movimento, e non lo so, è anche interessante secondo me come cioè a livello sia di messa in scena, ma anche proprio di macchina, di scelte, delle inquadrature,
cioè viene dato molto spazio a questo elemento comico, che non è scontato, almeno su questo tipo di cinema americano, quindi, cioè, non lo so, ti zucchera molto questa pillola, e quindi bevi un sorso che va bene, cioè che comunque è zuccherato un po', no? Sì. E un po' quando inizi a vedere questo film è un po' come se fosse questa promessa che lui ti dice subito tutto quello che vuoi, succederà tutto quello che vuoi, però andrà bene. Cioè, andrà È bene. un po' la regola del gioco. Esatto, diciamo. esatto. Anche se tenta di non essere così... Però è il patto che tu fai, no? È il patto che tu fai perché poi, cioè, insomma, appunto è scritto veramente a livello proprio letterario, no? Ci sono tantissimi incastri, tantissimi fraintendimenti, tutti sono nel posto Equivoci, sbagliato, certo, al momento sì, sbagliato, sì, sì. e queste cose un po' te le aspetti, no? Te le aspetti e c'è tutto questo grande patto che fluttua un po' nell'aria e quindi per cui puoi andare avanti a vedere questo film, però mettendoci dentro cose molto forti in alcuni tratti, secondo me. Soprattutto quello che dicevi tu, no? Cioè, i ricchi restano ricchi e i poveri restano poveri, e sia a livello di soldi che a livello di comportamenti e a livello di stile. E, insomma, ci sono delle porte che non apri mai. E anche se sei lì in quell'ufficio, comunque no. Quindi è molto sottile questa cosa, è sofisticata. Ma è andato a finire bene il film? Nel Ma tu hai visto la senso, prima parte o hai visto la seconda ho parte? visto la seconda Ah, parte, no. quindi anche forse penso quella un po' più drammatica. E sta domanda è un po' una provocazione, perché nel finale abbiamo una protagonista che passa nel giro di temporale, non mi è chiaro molto, ma abbastanza ristretto, da un tentato suicidio per Tizio X a frequentare Tizio Y. Sicuramente è cioè, non nego che si percepisca come si dice, un'evoluzione positiva del personaggio, della situazione di entrambi. Però non è un po' un finale zuccherato, un po' romantico, romanticizzato. Beh, cioè, diciamo, più che altro una sorta di presa di posizione che hanno questi due personaggi, che comunque per tutto... Cioè, poi c'è una bellissima scena in cui loro due si parlano e si guardano e dicono ok, noi siamo uguali, cioè le cose che stiamo facendo io e te sono le stesse, e comunque io e te veniamo sempre, non so cosa dice, giocati, no? Insomma, ci sono quelli che giocano e quelli che vengono giocati, noi siamo quelli che vengono giocati. Utilizzano e quelli che sono Eh, utilizzati. e quindi... Operai, per usare un termine veneto che ci piace, Esatto. ha implicazioni ulteriori. Forti. No, e quindi c'è un cambio di posizione, almeno nell'intenzione che hanno questi due personaggi. Ovvio, si ritrovano senza lavoro, lui lascia la casa, c'è comunque una nuova vita, e se questa è la vita che hanno avuto fino adesso, tu comunque pensi che non sarà una cosa semplicissima. Cioè, non è che finisce che vincono la lotteria e vanno insieme Sì, ma a parte in quello, un'isola. qui non siamo di fronte a un lieto fine. Cioè questi, di fatto, quello che li unisce è essere vittime della stessa identica persona. Alla fine non si baciano, non hanno un contatto fisico, non hanno neanche uno sguardo che possa indurre a pensare che ci sia qualcosa fra di loro. Loro sono semplicemente vittime della stessa società, se vogliamo, ma nello specifico dello stesso individuo orribile che era il capo di entrambi. Per cui no, lo definirei No, un assolutamente. finale, Infatti, cioè, no. un lieto fine. No, intendevo, cioè, era più per, scusami, per dire a lui, no, che sì, poi la cartina al tornasole ti dà certo. molto altro, quindi sì, c'è molto amaro. Diciamo che, ecco, mettiamola così, quello che cercavi di dire tu prima, in effetti è che ci muoviamo all'interno di una formula, perché siamo, cioè, dentro una commedia hollywoodiana di quell'epoca. Però rispetto alla media delle commedie dell'epoca, che hanno, come dire, il dovere di finire bene sostanzialmente, questa è una commedia che incorpora una percentuale di amaro molto molto più alta rispetto al normale, e quindi in realtà hai ragione tu, perché il lavoro è un lavoro di sfumatura, tu lo fai finire bene,
ma lo fai finire bene a delle condizioni, nel senso che i personaggi sì, non si guardano in faccia, sì, hanno, come dire, un avvicinamento che non è sicuro, quindi al 100%. Solidarietà, credo. Sì, ecco, se vuoi poi alla fine il film punta su questo e potenzialmente forse c'è anche un avvicinamento sentimentale tra i due che si compie, però nei mezzi toni Wilder ti dice sì, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere, quindi, e lo fa anche forse per la decenza cioè per dare, come dire, effettivamente sostanza a quello che ha detto fino a prima, nel senso che quando ci si innamora di qualcuno le cose sono così, cioè, trascendono così tanto il senso che è difficile che poi nel giro di 24 ore cioè, tu razionalmente ti puoi anche dire ok, ma perché sto con questo tipo di merda? E lei se lo dice, però che le cose poi si aggiustino effettivamente, che uno prenda posizione non è scontato. Qui può succedere, e succede nel senso che sia lui, anche lui, sì, è vittima, però è anche carnefice di se stesso, cioè questo è il lato masochistico interessante, no? Cioè lui vuole fare carriera, non si sa poi umanamente cosa gli porti sta cosa, lui se ne accorge, fa retromarcia, però come dire, passa attraverso una serie di umiliazioni abbastanza importanti. Il film non te ne fa mai accorgere troppo, però se uno lo guarda, come dire, con un'ottica un pochino, cioè fa la tara di tutto quello che poteva esserci in un film dell'epoca, in termini di, come dire, in termini non so, di quello che è accettato nel genere, no? Cioè deve finire bene, sarà una commedia romantica, avremo delle schermaglie, ma poi si rimetteranno insieme. Il percorso è obbligato, però il film ti fa fare tutta una serie di deviazioni che sono interessanti rispetto a questo, molto più interessanti che in tantissimi altri film dell'epoca. Anche lui come personaggio è, cioè, non voglio dire sfaccettato, però cioè comunque un protagonista con così tanto peso in un film così, cioè che è vittima, almeno per tutto il film è vittima del suo stesso, cioè di voler essere qualcosa, ma non perché vuole essere qualcosa a tutti i costi, ma vuole essere qualcuno che non è perché, boh, perché quelli più sopra di lui stanno così e lui vuole essere così per quello che pensano i suoi vicini di casa. Cioè, capite, è una roba. Perché è nato e cresciuto all'interno di uno schema, no? Di un Sì, sistema certo, che così certo. deve funzionare e quindi non si domanda neanche il perché alla fine. Sì, poi si rende conto di essere solo comunque, cioè Come solo un come un cane, cane sì. e Ma fa senza pietà. neanche, Cioè, senza neanche questo essere padrone di casa sua, quindi dei suoi spazi, della sua realtà di fatto. esatto. Cioè questa idea dello spossessamento è proprio totale ed è inaccettabile. Cioè, sì, uno questo film se lo vede con l'ottica che gli è propria, cioè quella di una commedia, però se fa un attimo, cancella un attimo quello che è consueto trovare, ci trova delle cose da, insomma, pesanti secondo me. Sì, è molto- come proprio il classica immagine dell'iceberg, cioè una parte superficiale che comunque è molto molto buona, anzi è ottima, e poi ci sono cioè se vuoi scavare c'è roba, comunque consideriamo 1960, cioè anche per il livello di sensibilità, che è un discorso secondo me che qua abbiamo fatto 1 miliardo di volte, cioè anche per la sensibilità che avevano all'epoca di proporre determinate cose, determinate dinamiche, tutto, cioè è molto abbastanza sofisticato, poi anche considerato la grandezza del film, dell'autore, cioè insomma. Sì, anche dell'apparato produttivo, perché in effetti quando produci un film così devi rendere conto a qualcuno, no? Quindi alcune cose, anche solamente sul sesso, argomento su cui Wilder ha sempre voluto essere molto esplicito, puoi dire delle cose, non le puoi dire. Qui secondo me raggiunge abbastanza il limite di quello che poteva dire all'epoca, cioè con tutte le allusioni possibili rispetto, non so, al capo che va al drive-in con l'amante e dice ma in una Volkswagen io sono vecchio, come faccio? Cioè è evidente che c'è sempre il doppio senso rispetto al numero come dire, incontri erotici che i personaggi hanno, però è mantenuto un pochino così, cioè
in cui era accettabile parlarne all'epoca, però c'è tanto sta cifra. Poi Wilder è il regista di Viale del Tramonto, quindi chi ha visto Viale del Tramonto può dire quanto in realtà ci sia di morte, consapevolezza della morte, decadenza, e anche del fatto che si parla di un regista che era davvero al di fuori degli schemi del cinema americano, forse perché era portatore di un'ottica anche europea, essendo lui immigrato di origini austriache, quindi Samuel Wilder in realtà, e poi naturalizzato statunitense. Ma naturalizziamo anche il fatto di aprire il dibattito a tutti voi, se volete. Sì, no, esatto, stiamo parlando solo noi. Stiamo parlando solo noi, che Sabina qua dice tanto, facciamo... Allora, che stiamo a fare? No, dai, sempre come al solito, se vi va, dite qualcosa, se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Possiamo parlare anche di altri film che avete visto qua o che avete visto... Sì, sì. Una parte tecnica che mi è piaciuta, che apprezzo sempre nei film, è quelle sottili inquadrature del tipo Baxter viene sempre inquadrato verso il basso quando all'inizio, è sempre quello più rannicchiato, cioè c'è anche la scena di quando lui si mette nel sottoscala al buio, al freddo, tutto rintanato, mentre gli altri stanno salendo nell'appartamento al caldo, e le due scene, le due inquadrature che ha mostrato Sabina prima mostrano Baxter in piedi mentre il capo seduto, come a voler mostrare un ribaltamento a situazione, appunto, in cui stavolta è Baxter quello che si impone, stavolta è Baxter quello che lo tiene per le... vabbè, non so se si può dire. E mi è piaciuto perché anch'io mi sono molto ritrovato un po' come Baxter a volte, una persona che ha difficoltà a dire di no a qualcuno per fare un favore, io più per indole che per ottenere qualcosa in cambio, ma mi è piaciuto molto il suo, come ho scritto anche, il fatto che non sia un eroe con l'armatura scintillante o uno stile John Wayne che all'epoca andava molto forte, che va lì, sconfigge il cattivo. Lui tecnicamente perde il lavoro sconfiggendo il cattivo, quindi diciamo che non vince, come avevate detto voi due prima, non vince proprio tutta la partita, però almeno vince quella mano che gli serviva per poter essere felice, cosa che all'inizio del film non era. Voi invece come l'avete visto, Baxter? Ci sareste usciti a berci qualcosa insieme? È una persona affabile? Dipende a che ora. Vero. In realtà poi sì, ma il problema è questo, cioè che nel cinema diventa sempre esplicito quello che nella vita magari lo è di meno, cioè noi pensiamo a un individuo e non sappiamo mai chi stiamo vedendo effettivamente, poi il film con il montaggio ti fa vedere tutte le sfumature possibili, cioè un disgraziato così una chance alla fine gliela daresti perché è talmente disperato che c'è un po' di pietà umana la muove, poi il problema è che nella vita non capita altrettanto, secondo me, quindi tu vedi una persona e non sai mai esattamente cosa c'è dietro. Poi una persona con la bombetta, vogliamo parlarne per favore? Lo sa anche lui che sta facendo una figura di merda a metterla, infatti dice, ma è sicura che non si vergogna a uscire con me? Insomma, fatti una domanda e datti una risposta. Beh, che dire. Sabina, vuoi dire qualcosa? No, scherzo. Non abbiamo questa volta la presentazione, ci dispiace. Lavoreremo duro. Sì, ma noi avevamo due microfoni, abbiamo uno solo, forse. Ah, ecco. Prova. Una cosa che a me ha colpito in realtà è la leggerezza con cui sia stato fatto lo schiaffo sul culo sull'ascensore. Che, cioè, potenzialmente era, cioè, per i canoni attuali una cosa, secondo me, abbastanza pesante, che sarebbe abbastanza pesante da mostrare in un film, insomma, che avrebbe un'attenzione, mentre probabilmente per come era percepito all'epoca, cioè, serviva poi per far capire che c'è una cosa di sottomissione da parte di chi muove gli ascensori, insomma, rispetto ai capi. Però c'era una leggerezza, cioè, degli anni 60, appunto, in questa cosa qui. Secondo me era particolare, insomma.
Infatti mi aspettavo che prima o poi, cioè grazie per aver sollevato questo punto che in effetti è interessante perché oggi appunto con una sensibilità totalmente diversa sulla cosa vediamo una sequenza così e ci diciamo, insomma, no, è interessante perché sì, tra l'altro la cosa appunto interessante da dire in merito a questo è che il film in realtà prende posizione su questo, che poteva essere benissimo una cosa non scontata all'epoca, cioè il fatto che a un certo punto uno desse uno schiaffo sul culo a una in un film degli anni 60 era una cosa abbastanza così, cioè una roba che non avremmo mai associato a una molestia o a un tentativo di stupro o qualcosa del genere, cioè nel senso c'era una distinzione veramente netta tra le cose, però in questo film quando lui le dà lo schiaffo sul culo, lei si ferma e gli dice no, perché la prossima volta ti chiudo la mano nell'ascensore, cioè anzi è un peccato che la porta dell'ascensore non si possa chiudere sulla tua mano del cazzo. Sì. Cioè, questo è la novità. Sì, è vero. Per cui alla fine, mentre non so, mi viene in mente un film che c'era una volta il West di Sergio Leone, in cui a un certo punto, ma questo è anche il segno dei tempi che cambiavano all'epoca, perché eravamo nel 68, uno dei personaggi dice al personaggio principale del film, che è Claudia Cardinale, è una donna, e dice, cioè, lei deve andare nella circostanza in mezzo a una serie di operai a portare loro l'acqua, ed è questa figura che ha, come dire, una valenza nel film di portatrice di vita, di essenza della comunità. Adesso il contesto è difficile da ricostruire, però a un certo punto questo personaggio, che è un vecchio pistolero, le dice vabbè, però senti, se anche uno di loro ti dà una pacca sul culo, tu fa finta di niente, nel senso che ok, cioè sappiamo che sono così, sappiamo che sono uomini, però tu non dar peso alla cosa, ecco. Come interpretarlo oggi non lo so onestamente, perché oggi siamo diventati estremamente rigorosi da questo punto di vista, e va bene, nel senso che va benissimo. Però come la cultura cambia rispetto a questo tipo di manifestazioni è interessante, perché appunto all'epoca sì, cioè che fosse degradante probabilmente era percepito, perché qui c'è questa consapevolezza, che fosse, come dire, una cosa che puoi correlare a un tentativo di molestia o di stupro, era una cosa lontana dalla percezione prevalentemente maschile del tempo, insomma, per cui... Però mi ha fatto piacere che sia stato notato, perché è un elemento interessante rivisto oggi, ecco. No, però non me l'aspettavo. Comunque, io ho un paio di cagate da dire su sto film, però tutti dicono, io ho una cagata da dire, poi non dicono mai cagate, invece io dirò proprio una cagata. Grande. Ci piace. Allora, no, un po' di cose e poi, vabbè. Comunque il film a me è piaciuto, ma io ho un po' un debole per questi film vecchi, così. Tra l'altro mi sono piaciuti tanto anche i costumi, li ho trovati proprio scicchissimi. Mi è piaciuto tantissimo il cappellino pillbox della segretaria, quello leopardato, era mamma mia. In pandan con la borsetta. No, è giusto, in pandan con la no, ma il cappello era proprio cioè, vorrei averlo io. E, tra l'altro mi ha fatto venire in mente che devo tirare fuori il visone, perché qua c'erano anche un sacco di pellicce. Comunque, a parte, non era questa la cagata. Questo intervento mi piace sempre di più. L'attore che ha fatto il Baxter, adesso non so se sono l'unica cogliona che ha notato sta cosa, ma a me ricorda un sacco per il modo in cui muove tipo la faccia, cioè per il modo anche di gesticolare, di muovere, di articolare le espressioni del viso. Mi ricorda tantissimo il tipo che fa Casa a prima vista su Real Time, quello di Milano che vende le case. Gianluca. Bravo, Aspetta, Gianluca. perché io ho queste reference da mia madre che ogni tanto mi chiama per telefono e mi fa ho visto questo, e io le faccio grazie di aver contribuito all'aggiornamento, cioè a tutta una serie di aggiornamenti di cose che
per mia spontanea volontà non aggiornerei, tipo. Però magari Bene. buttaci un occhio. Che buttaci in occhio, che sai, non puoi essere troppo fuori dal mondo, ste cose le devi sì, sapere. questo qua è me. Adesso devi ringraziarla Seco- perché ti ha allora, fatto fare secondo bella me ci figura. assomiglia pure vagamente come aspetto, ma cioè come faccia così, ma proprio il modo che ha di tirare la bocca, tipo mi ha ricordato molto Gianluca Torre. Non so se si può dire, visto che vabbè, casomai Si verrà può dire censurato tutto. il nome. Comunque questa era la cagata. Poi a parte quello, in realtà i personaggi erano molto interessanti perché lui era uno sfigato totale, proprio, cioè, completamente sottomesso, però, cioè, sfigato completo, ma assolutamente uno di noi, nel senso, cioè, una persona qualunque, perfettamente calata nel contesto, come ce ne sono tante a questo mondo ancora oggi, ecco. E lei anche era molto interessante, sfaccettata, un po'. Vabbè, poi io ogni volta che vedo film in cui ci sono donne un po', cioè, complesse, dico, sono io. Cioè, spero di non essere l'unica che si rivede in personaggi femminili. Lo so che non sono l'unica e nessuno vuole dirlo, e io lo dico. Io. Ed era interessante perché, cioè, da una parte, no, lei è talmente presa da questa relazione strana che ha con il tipo che non può andare avanti, che pensa al suicidio, tenta il suicidio addirittura. Però dall'altra parte poi è una donna che comunque che morsica, che risponde, che cioè, non è una persona che vive passivamente anche la sua stessa vita, diciamo, non è in balia completa dei suoi rapporti con gli uomini e in questo senso è un personaggio molto attuale, secondo me, cioè trovo che il film sia invecchiato bene e anche perché è ancora rilevante, ecco. Basta. Grazie, no, ma stra d'accordo, cioè, poi ecco, cioè, un'altra cosa interessante di questo film è che lei non è scontata, cioè Shirley MacLaine e fa una parte non dentro i canoni neanche propriamente estetici del film dell'epoca, per cui è tanta roba nel film, secondo me. Capello corto, che deriva dal fatto che in seguito alla delusione amorosa che ha avuto ha tagliato i capelli, ok, però a parte l'aspetto che poi consegue, è una donna un po' cioè, che si sente che ha una sostanza, ha dei coglioni. È un personaggio stra interessante, secondo me. Sì. Cioè, a livello proprio di scrittura, perché comunque, ok, c'è un personaggio con dei sentimenti, wow, però anche forse più di quelli di quanti ne abbia lui, no? Però secondo me spacca perché appunto cioè, ha delle linee emotive, no? Anche dei valori, delle sue cose e tira fuori nei momenti dove tu dici ok, ci stiamo sistemando, non lo so, cioè lei che si sta riprendendosi a casa di Baxter, quindi potrebbero, invece no, dice no, perché non posso innamorarmi di uno come te? Invece sono ancora innamorata di sto stronzo. Esatto, Cioè, sì, anche questo, è cioè non era per fighissimo niente come scontato, personaggio. no, non era per niente scontato, è vero. Un'altra cosa che non c'entra con la donna, che però mi è appena venuta in mente, inizio del film dicono che lui prende tipo $97 a settimana e il suo affitto costa $85 al mese. Cioè, ciao, Crazy. proprio. Non noi. No, Cioè, assolutamente non. Ma poi, cioè, totale non noi. anche l'appartamento comunque c'è living, camera, vabbè, la cucina era minuscola, però bagno, cioè, nel Io farei senso, questo. tutto cioè, rispetto. io farei In questa centro cosa. no, Sì, sì. questa cosa era proprio, ecco, da questo punto di vista ti fa capire proprio la distanza La stabilità intercorsa. è diversa oggi, vogliamo dirlo, e le prospettive di stabilità completamente differenti, anche se lecchi il culo ai capi forse non ti va così bene. Per cui... Forse no. Io forse ho un piccolo déjà vu di quando abbiamo fatto il dibattito di Hollywood Party. Che c'era qualcosina, vero? Qualcosina. Blake Edwards, altro grande maestro della commedia americana, non so se ai livelli suoi, però Se non c'eravate, mannaggia a voi, però avete modo di recuperare. Propongo, dalle prossime volte, possiamo fare i dibattiti come prima stagione, tutti seduti per terra, non so chi c'era. Chi c'era la prima stagione? Oh shit. Oddio, raga. Wow.
Allora, tre noi- quarti della cioè, comicità su cui ci a basiamo noi il è- dibattito fa cagare, cioè diciamolo, nel senso, Diciamolo. cioè, noi siamo della scuola Facciamo a volte. ormai antica perché abbiamo ripristinato noi il dibattito nella sua dignità, diciamolo, però Diciamolo. Il discorso è che il dibattito è quella cosa che Nanni Moretti a un certo punto mette in un film, dice, cioè alla fine di uno spettacolo di teatro off di avanguardia dove le persone invitate a rimanere per il dibattito si alzano e vanno fuori dai coglioni perché giustamente lo spettacolo è stato una merda incomprensibile. Il dibattito sarà una merda altrettanto perché c'è sicuramente qualcuno che ti vuole spiegare il film in maniera, tra l'altro, cioè non easy, te lo vuole postmoderna. in maniera postmoderna, usiamo questo aggettivo. E quindi il dibattito è cassato, ma è da una vita che è cassato, cioè nessuno lo fa più, a nessuno frega più un cazzo. Però la cosa bella della prima stagione è che noi ci accorgevamo che dopo le proiezioni, insomma, un po' di chiacchiericcio dopo il film ci stava. Quindi a noi piacerebbe che sta cosa fosse proprio la chiacchierata tra amici, anche se, vabbè, noi... Anche se non siamo amici. anche se non Comunque. siamo amici. Cioè, noi sì, ma... Per cui... No, comunque, cioè, manca Andrea, manca Strap, oggi siamo proprio... Lumicino. Cioè, odiamo il dibattito, non lo so cosa sta succedendo, però proprio... Strap se n'è- Oggi male, si è oggi dato, malissimo. Strap, malissimo. Tra l'altro, interventi del pubblico... Scarseggiano, ma va bene lo stesso. Il film, che c'è da dire? Certo, grande. No, io ho semplicemente una cosa. Cioè, Baxter è abbastanza... Cioè, non so, sì, ok, va bene, a questa persona che si fa un po' sottomettere tutto, è anche un po' stupido in certi momenti perché c'è Fran che cioè, ha appena effettivamente tentato il suicidio, quindi comunque un momento abbastanza importante, odia il capo di cui adesso non mi ricordo il nome, il tipo quello del 27esimo piano, e cioè, quindi cioè, a questo momento proprio non vuole sentire nominare, e Baxter ogni 2 minuti fa no ma comunque sai ha chiamato, lui è molto preoccupato, quindi cioè, a tutto questo momento quindi è un personaggio un po' così, però si arriva poi a un certo punto del film in cui effettivamente parla anche lui che ha tentato anche lui il suicidio. Adesso quella cosa non ero sicurissimo se fosse serio o meno, penso di sì perché poi alla fine del film effettivamente mostra che ha anche proprio la pistola. Però anche là, cioè, era una cosa che non mi aspettavo effettivamente, perché lui è cioè, questo personaggio un po' goofy, e effettivamente però viene fuori che anche lui ha avuto tutto questo momento difficile in cui ha ragionato, anche lui ha sofferto per amore, ha ragionato di uccidersi anche lui, quindi anche là mostra tipo un'altra faccia di lui come personaggio, cioè, che ha sofferto, riesce a comprendere comunque il dolore. Boh, niente, semplicemente era per dire che... Cioè, mi aveva anche un attimo sorpreso quando l'avevo visto, ero tipo, ok, cioè non me l'aspetterai vedendolo, semplicemente questo. Ma già, ti dico, già prima, no, quando toglie tutte le possibili armi, no, vie a possibile suicidio, cioè già lì, no, hai un'idea, dici ok, allora questo, cioè sa in che cosa consiste questa cosa, ha tutto una parte di lui che non abbiamo visto, perché appunto cioè, lo fa con una velocità e con una coscienza che non diresti mai è quella stessa persona che si è dimenticata il caffè acceso, no? Quindi certo, e è bello perché poi arriva graduale fino poi al cioè al momento in cui lei torna, tu senti si sente lo sparo, no? Off screen, e subito pensi sicuramente si è ammazzato. Esatto. Però anche lì, cioè secondo me è una roba geniale a livello di ritmo, ma lì che già viene dalla scrittura, che cioè tu stai andando a una persona e ti è già stato detto che questa persona ha provato a suicidarsi con una pistola e tu vedi come spettatore che c'è una pistola, senti lo sparo e ok, sicuramente si è ucciso, no? Sicuramente si è sparato, e lei arriva e gli bussa alla porta e dice apri. Cioè quella cosa lì non lo so, sono piccole cose che anche con la velocità che ti arrivano, con il ritmo, percepisci a livello inconscio, no? Secondo me, come il suono che guida quella scena lì,
quella sequenza lì, perché mai dovrebbe bussargli alla porta e dirmi apri se ti sei sparato, no? Però ti sta portando al poi il relief finale che c'è, che appunto è sta bottiglia di spumante, no? Che è anche molto comica, molto bella da vedere come cosa. Quindi, cioè, è un grandissimo film, ma sotto tantissimi punti di vista. Cioè, veramente, veramente, veramente. Sì, sono d'accordo. Bah, non c'è niente da dire, Ma basta non l'abbiamo proprio. neanche scelto noi, l'ha scelto Andrea non Sì, c'è, non cioè c'è. siamo proprio alla deriva, sì sì. Vai. Dico solo una cosa, intanto bel film, bravi e brave. E poi, ma che cazzo avranno pensato sti impiegati americani? Cioè io guardo sto film e dico, cioè i primi 10 minuti, no? C'è lui che è un numero in questo ufficio enorme, no? E parla, elenca dei numeri, no? I primi minuti sono lui che elenca numeri, quindi tutto trasuda razionalità. E c'è lui che appunto questo numero viene trattato di merda di fatto e torna a casa, no? Dopo che ha dovuto aspettare che il capo se la facesse con qualcuno e fa zapping, si scalda sta roba al microonde e cioè fa zapping e alla fine spegne e torna a letto, diciamo, che anticipa, no, tipo una scena che ho già visto in Zero Calcare, no? C'è una scena uguale praticamente. E quindi io dico, ma sti impiegati di quegli anni lì, cioè che vedono sta scena qui, dico, ma... Cioè, capito? No, esatto. Cioè, quindi lui, cioè, mi sembra che si prenda un po' una rivincita alla fine, no? Che dice no, vaffanculo, mi licenzio e ottiene anche il lieto fine, diciamo, chiamiamolo così. E quindi quella parte lì c'è questa critica, diciamo, sociale, poi non so se sia una critica sociale o che, però questo scorcio su quella, diciamo, sulla figura impiegatizia americana, boh, mi è piaciuta e secondo me ha anticipato un po' di cose e basta, questo. Così lui prova a mangiare, non so se proprio qualcosa di nuovo e non Scusate, mi è venuta in mente un'altra cosa sentendo l'ultimo intervento, che effettivamente, soprattutto l'inizio di questo film, mi ricorda un film degli anni tipo 20, 30, non lo so, di cui non ricordo assolutamente né il regista né il titolo, che parla di questo uomo che tipo, cioè è un ragazzo, mi pare, appena laureato, che si trasferisce in una grande città con un sacco di aspirazioni per il suo futuro e dopo finisce tipo impiegato in un ufficio. Sono sicura che avete presente perché è un film tipo strafamoso. E ha... no, cazzo, confidavo in qualcuno di voi. È un film strafamoso. Devo mettere a fuoco questa cosa. Negli anni 20. Anni 20-30. Sì, proprio vecchio. Minchia. Anni 20. Allora, è un film che parla di un uomo, un giovane uomo, Ok. che si trasferisce a New York, penso, non so, una città così, perché si è tipo appena laureato, mi pare, e ha delle grandissime aspirazioni per il suo futuro e poi tipo quando va in una grande città si rende conto che lui è semplicemente un numero e si trova tipo in un appartamento orrendo, a lavoro tipo, cioè ci sono proprio le inquadrature, ma è famosissimo, ci sono queste inquadrature tipo di lui in mezzo, proprio come in questo film No, non un film muto. Oddio, forse sì. No, non è 30 già muto non è più, però... Esatto, secondo me è fine però, anni 20. a me viene in mente solo La Folla, che è un film di King Vidor del 28, però in realtà non penso che sia questo, No, onestamente, ma non credo. non lo so, non mi ricordo come va a Oppure finire. Il signor Smith va a Washington di Non Frank mi Capra, ricordo, forse raga. anche questo però risponde so che ho visto un abbastanza. film che assomigliava a questo, cioè come premessa era, che era, non mi ricordo più niente, scusatemi. Forse mi ricordo anche male io, no? E che però era, cioè ricordo, essendo un film molto vecchio, era tipo
anni luce avanti e quindi c'è un po' precursore secondo me anche di questo per certi versi, ma purtroppo rimarrà una crux. No, lo dici tu, ci vediamo la prossima volta, lui sta già facendo una ricerca no, su ma internet raga, ma non adesso me lo ricordo, poi ma a forse mi casa sbaglio faccio anche la anch'io. trama, cioè non lo so, vabbè, comunque cioè sicuramente un film tipo così. Poi se mi ricordo male, scusatemi. E basta. Però c'è questa cosa dell'impiegato, l'alienazione dell'impiegato è una cosa che viene da lontano, insomma, cioè interessa a quel punto, ormai negli anni 20-30, una bella fetta di letteratura che si è occupata di questo personaggio nuovo, che è, come dire, spaesato all'interno di questi ambienti che poi il film rende benissimo, perché questo ufficio sterminato gigantesco in cui appunto i personaggi sono numeri e poco altro, statistiche, cioè questa insistenza sulle statistiche è molto divertente. Non c'entra quasi nulla, c'è un film bellissimo che si chiama Playtime di Jacques Tati, film eccezionale da vedere, cioè capolavoro totale, insomma, sì, grazie. Quella cosa lì sì, tutta un'altra salsa rispetto a quella che abbiamo visto oggi, ma questo potrebbe essere un consigliato extra, perché sì, cioè uno pensa a Fantozzi, pensa a tante altre cose, pensa anche un po' a Kafka, un po' a Travé, che è l'antesignano di Fantozzi, che poi ha avuto anche una riduzione al cinema negli anni 40, per cui però Playtime di Jacques Tati è eccezionale, anche perché nel pieno degli anni 60 ripropone la pantomima, sì. Cioè è un film quasi senza dialoghi, se non addirittura totalmente senza suono, cioè c'è molto suono, però è molto visivo, c'è anche una comicità molto visiva, proprio esatto, proprio slapstick, esatto. Pantomima, cioè un po' come il muto, però in una chiave contemporanea, con il sonoro, molto critica, ma molto intelligente. Siamo già passati ai consigli. Così. Vai. Aspetta. Quando la ragazza va in bagno, prima di prendere le pillole, a me è sembrato che lei leggesse il nome di Baxter sul flacone, insomma, di queste pillole. E infatti pensavo che lì fosse il momento in cui lei capisse a casa di chi era, però poi quando si incontrano, lei si riprende, insomma, lei gli dice che non aveva idea di dove fosse, insomma. È un po' una roba che mi ha dato un po'... che non ho capito benissimo questa dinamica, insomma. È un bel dettaglio in realtà, perché è vero che... Hai scritto il nome sulle pillole? Allora, io questa cosa non l'ho focalizzata. Forse mi sbaglio, nel senso... però c'è la prescrizione, effettivamente. Cioè ci sono c'è sicuramente l'indicazione del contenuto, da cui lei capisce che le può usare per avvelenarsi, sostanzialmente. Però è vero che non ho notato se ci fosse il nome di Baxter, per cui... E la cosa sarebbe interessante perché, come dici tu, a quel punto, perché lei non capisce di essere lì e non lo capisce subito? O lo capisce e non glielo vuole dire, insomma, magari perché si vergogna, insomma, però boh. No, è vero che c'è cioè nel caso ci sarebbe una discrasia, ci vuole il VAR, la VAR e la moviola. Cioè, sì. Diciamo, Vuoi un microfono, Matilda? No, non ho capito bene. Cioè, non ho sentito cosa hai detto all'inizio. Dai, così sentono tutti. Va così. Che cioè nel caso dovesse esserci effettivamente il nome così in bella vista, potrebbe essere l'ennesima volta in cui la sua figura viene sminuita. Cioè, non... aiutatemi. Cioè, è come... È talmente palese lì davanti, però neanche lì davanti lo noti e fai caso alla persona. È l'ennesima circostanza in cui viene... nullificato. Esatto. Potrebbe anche essere, effettivamente. Io adesso vorrei aver avuto l'occhio clinico per vedere se effettivamente il nome comparisse sulla confezione.
ce lo siamo persi tutti, per cui... No, che potrebbe essere un'altra circostanza in cui lui viene considerato trasparente, cioè è una persona così inconsistente, così che appunto non riceve nessun tipo d'attenzione neanche lì. Poi vabbè, lei è sconvolta nella sequenza, però è interessante ed è vera poi nell'economia del personaggio, poi non è fa- giusta, sì. nessuno lo vede. Poi il fatto che... Scusa, solo una precisazione qua. Che quando c'era la scena in cui lei guardava sul flacone, io ho provato a leggere, c'era scritto solo Bedtime Pills e non c'era scritto il nome effettivamente. Solo questo. Ottimo. Grazie. Sì, anche perché poi non avrebbe avuto senso che lei dicesse appunto chi sei tu, no? Sì, a meno di una svista da parte degli sceneggiatori, che potrebbe anche essere. Sì, però, potrebbe anche essere, però magari escluderei. È molto, sarebbe un po' marchiana come cosa, sì, effettivamente. Però. Grande occhio comunque. Grande occhio, grazie. Però posso dire forse, se ci fosse stato scritto e se sceneggiatori, regista, montatori avessero voluto che noi l'avessimo visto, o c'era un sottotitolo o forse la organizzavamo in un altro modo, o forse l'hanno proprio lasciata lì così, però appunto se tu dici che non c'era, poi ci fidiamo. Non c'era, anche Silvia dice che non c'era. Che raga, che occhio avete? Vabbè, comunque cioè, la nuance di significato che è creata dal film porta anche a ragionare in questi termini, e è insomma un aspetto positivo in più, che ogni dettaglio che non è messo mai a caso, soprattutto in un film così, comunque crea altri significati, altri tagli da interpretare. Quindi assolutamente sì. Perché no? Va bene, ci siamo. Siamo in chiusura. Ultimo, se qualcuno vuole, ora o mai più? Mai più? Posso dire? Certo. Cioè, no, ma solo una cosa così, cioè proprio di pura affezione, ma è sempre molto bello vedere in Wilder come vengono usati i personaggi, i caratteristi, secondo me sono formidabili. Il dottore, la moglie del dottore, il Babbo Natale, vabbè, quello è. Però i personaggi di contorno sono sempre stupendi, perché poi hanno sempre, cioè vabbè, non hanno mai quella complessità da farli diventare proprio personaggi a tutto tondo, però cioè, hanno c'è un gioco su di loro che è formidabile. Sono anche pochi rispetto ad altri, però non so. Esatto. Anche il cognato. Il cognato di lei o i colleghi d'ufficio suoi che sembrano compiacenti, però un po' così interessati, ma quasi quasi gli vogliono bene, ma non si sa fino a quanto, vabbè, insomma. Bello, molto bello. Va bene, direi un film che avete tutti d'accordo, quindi possiamo passare? Allora, io direi questa volta, per rispetto di chi non c'è, non lo facciamo. Questi sono i nostri consigli. Ma dai, vogliamo deragliare. Va così. Venite voi a fare. Andrea Piccini, rivedendo questo dibattito, si dirà pentito di non essere venuto stasera. Va così, Non funziona se non lo dite. Io non lo dico. Lo dico io. Siamo in sciopero oggi. Io lo dico perché mi piace. Come tanti di questi. Perché Trenitalia è in sciopero oggi. Ci precettano, mi sa. Che salutiamo. No. Vabbè, io direi che lo fate voi due. Vai, facciamo due sabi. Se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto l'appartamento di Billy Wilder, amerete. La finestra sul cortile perché di Bergman, raga. Certo.
Canzoni dell'appartamento. Io la canzone dell'appartamento l'ha consigliato Andrea, però vabbè, lo difendo io a questo punto, Ma perché lui se Andrea non l'ha c'è. neanche ascoltato, non ha il tempo di Lui non l'ha neanche ascoltato. Comunque c'è un errore, raga. La finestra sul cortile non è di Bergman. Oddio, bellissimo. Era successo con Bergman e cioè in persona con una donna che visse 2 volte. Sì. e- Tutto è torna. stato attribuito. Tutto torna, ragazzi. Va bene, come facciamo? Ci dividiamo i consigli? Sono in bene. 4? Beh, quello di Riazzano lo spiego io perché cioè l'ho proposto io. Ok. Ma anche l'altro. Va bene. Vai, tu vai. volete fare la finestra sul cortile? Vai. Allora, Finestra su un cortile, grande film che ho amato e sono rimasto in tensione tutto il tempo e direi che l'unica cosa che lo collega veramente all'appartamento è che tutta la storia è ambientata non in un appartamento ma in tanti appartamenti, però sempre da un punto di vista. Quindi ve lo consiglio caldamente, ci sono anche degli aneddoti molto interessanti su quel film, quindi se un giorno manderemo qua venite che ne ho un casino che mi hanno raccontato all'Accademia del Cinema di Bologna. Non Non mancate. Vai. Beh, vuoi dire qualcosa su Canzoni dell'appartamento? Andiamo. Ok. L'ha consigliato Andrea. Penso per il. Però tu puoi il dirne nome. altrettanto bene perché... No, io Cioè a me Morgan non piace come persona, però... come persona penso che. Insomma. Io È una persona particolare. confermo per vicende anche personali, che, vabbè, però... Però qui è consigliato il disco, quindi noi parliamo del disco. Sì. Il disco, Bel disco, effettivamente. per il mio gusto musicale, è un gran bel disco che ho ascoltato molto, abbastanza in passato. E secondo me è molto molto interessante e a livello di sonorità, secondo me c'è roba che, cioè di musica italiana soprattutto. Perché è ovvio, cioè quella band sconosciutissima che è ovvio che ha fatto il disco migliore, ragazzi, è ovvio, è innegabile. Nell'underground, sì. Cioè, è Sì. chiaro che quelli che, cioè, i Locca Ripka, che è l'album, è inutile che lo cerchi su Spotify perché è appena uscito a mezzanotte e suonato tutto con biciclette ex radio sovietiche. Vabbè, È l'aveva ovvio già- che è meglio di L'aveva già fatto Frank del Zappa, disco comunque che quello di esce in Sony. suonare la bicicletta in Sì. diretta. Vabbè, ma non lasciamo bene. Però, no, secondo me è un bellissimo disco, è scritto bene, molto molto bene, interpretato molto bene, e spero ci troviate cose interessanti. Poi l'ha consigliato Andrea, quindi magari scrivete A lui. se volete sapere altro. Per me è approvato. Sì, anche per me. Ottimo. E no, gli altri 2 consigli, forse, vabbè, li spiego io. Boccaccio 70 è un film che è un film a episodi, cioè un film lungo che è composto di 4 episodi diretti da grandi registi italiani. Uno degli episodi è diretto da Monicelli e si chiama Renzo e Luciana ed è la storia di 2 che vogliono sostanzialmente mettere su famiglia, però sono invisi, cioè a questa cosa si oppongono il fatto che sono colleghi di lavoro, quindi c'è una attinenza con il film di stasera. È un film molto interessante, se vi capita di vedere tutto Boccaccio 70, però questo in particolare è interessante, anche perché poi Monicelli l'ha diretto, però alla sceneggiatura mi sembra che abbia partecipato anche Calvino, per cui nomi di rilievo, e a livello di inquadrature è pazzesco per come raffigura la società del boom italiano, con queste piscine stracolme di persone che quasi uffici gremiti insomma è un film che mi fa un segmento che mi fa ricordare molto il film di stasera. E invece Eldar Riazanov è non so se il Billy Wilder sovietico, però uno di quelli che potrebbero più o meno assomigliare ad un Billy Wilder sovietico, perché ha fatto delle commedie a sfondo sociale, e questa qui, che poi in originale si intitola Ironia della sorte, una roba del genere, ha qualche punto di contatto con l'appartamento di Billy Wilder, perché è ambientato appunto a Capodanno. C'è questo equivoco che si basa sul fatto che ad un certo punto in Unione Sovietica gli appartamenti erano identici, quindi per un equivoco c'è questo personaggio che
cioè si ubriaca la sera di Capodanno, viene messo su un aereo al posto di un altro che deve andare a Leningrado da Mosca, e quindi va a Leningrado, cerca l'indirizzo di casa sua che è lo stesso a Leningrado, e l'appartamento di Leningrado a cui corrisponde l'indirizzo sembra identico a quello che lui abita a Mosca, e entra in questo appartamento e trova una persona di sesso femminile, e lì succedono una serie di equivoci interessanti, insomma. E, tra l'altro il regista ha fatto anche un film su un burocrate sovietico che si intitola, mi pare, Melodia dimenticata per flauto, una roba del genere, che è anche più rassomigliante all'appartamento, perché tratta di un burocrate sovietico che ha una tresca con una e vabbè, Ma non avevamo la locandina, quindi... No, beh, vabbè, ma c'è questo ve lo dico io così. Playtime di Jacques Tati. Certo, assolutamente sì. E consiglio proprio bonus che metterei io, ma c'entra poco con l'appartamento, se non è un film in bianco e nero, molto vecchio, che si svolge per la maggior parte in un appartamento, in una casa, uno dei film più belli che abbiamo visto, che si chiama Il Servo. Eccezionale. Uno dei Se miei vi registi capita, preferiti. guardatelo. Joseph Losey del 1960. Stupendo. Chissà se un giorno lo vedremo qui. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Va bene, è stato il dibattito più bello della mia vita, credo. Spero che lo sia stato anche per chi ha preso parte. Grazie, ci vediamo a venerdì prossimo con film e dibattito, e invece il venerdì dopo con film no dibattito ma tombola. Quindi voi, dato che nessuno c'è la prima stagione, chi è che ha mai fatto una tombola? Siateci, tombola Gen Z ovviamente, tombola Gen Z. Siateci perché è una figata, tanti premi, si sta insieme, il 27. E c'è il vin brûlé. E c'è anche la cioccolata calda. Bonus primo anno. Bonus. Bonus primo Grazie, anno. buonanotte. Basta. Buonanotte, grazie.